Grazie a tutti dell'essere qui, autorità, colleghi, colleghe, signore e signori. È una giornata che è dedicata ai medici che compiono 50 anni di laurea e ai giovani medici odontoiatri che iniziano un affascinante percorso di vita e relazioni umane, pronunciando il giuramento professionale. Col giuramento completeranno quanto previsto dall'ordinamento e dalle norme deontologiche e entreranno a pieno titolo nella professione. La presenza dei giovani e dei colleghi anziani ha il significato del passaggio di testimone tra il passato e il futuro della nostra professione. Una professione che ha la bella età di 2400 anni e che oggi come allora chiede a chi la pratica fedeltà a due discipline, quella della scienza e quella dell'etica. Il medico chirurgo e il medico odontoiatra provengono da corsi di laurea separati, ma condividono gli stessi principi etici. Per questo le due professioni si fondono in un unico ordine e sono unite dallo stesso codice deontologico e dallo stesso giuramento. Il giuramento professionale è l'asse portante della professione. Il codice deontologico è la carta costituzionale di cui entrambi devono fare riferimento. Oggi l'ordine consegna alla comunità veneziana i nuovi medici, i nuovi odontoiatri. Per la professione questa è l'occasione di richiamare chi ha l'onere delle decisioni al rispetto del mandato che la collettività ha loro affidato. L'impegno ad agire per garantire a tutti cure di qualità ed accessibili, indipendentemente dallo stato sociale e dalle disponibilità economiche. È un mandato sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Per chi è medico è anche un obbligo ontologico. Il sistema sanitario nazionale, così come lo conosciamo, compie quest'anno 40 anni. Il nostro ordine ha dedicato un intero congresso celebrativo a Venezia nel settembre scorso, come in altre città d'Italia, e la Federazione Nazionale lo celebrerà a Roma fra pochi giorni. Equo, universale e solidaristico è un simbolo della nostra civiltà. È riconosciuto come uno dei migliori del mondo e ha fatto sì che l'aspettativa di vita della nostra popolazione sia una delle più lunghe in assoluto. Il sistema sanitario nazionale garantisce cure a chi ne aveva bisogno e a chi, meno fortunato, è arrivato nel nostro paese abbandonando il suo perché vittima di guerra e di persecuzioni. Questa conquista di civiltà rischia di non sopravvivere. La nostra sanità pubblica, che per anni è stato un modello di riferimento, rischia di perdere quelle caratteristiche che le hanno fatto un esempio internazionale. Una percentuale del prodotto interno lordo, il mitico PIL, è dedicata al finanziamento della spesa sanitaria pubblica, deriva dai contributi e dalle tasse di tutti noi, cittadini ed imprese. La spesa sanitaria prevista per il 2018 è di 114 circa miliardi, con incidenza sul PIL del 6,7% e un incremento di un 4% rispetto agli anni precedenti. Questa è la previsione contenuta nel documento di economia e finanza. Nella classifica dei sistemi sanitari più costosi è ben noto che gli americani occupano stabilmente da decenni la posizione più alta, con la spesa sanitaria che rappresenta circa il 16,5% del PIL e con la spesa pro capite di circa $8.000. I gradini più bassi del podio dei sistemi sanitari ricchi sono occupati da Svizzera e Olanda. Questi i motivi degli alti costi: la frammentazione del sistema in una miriade di assicurazioni di provider, l'uso spesso inappropriato di altre tecnologie, l'eccessiva enfasi riposta sulle specialità e lo scarso ricorso ai servizi di cure primarie, gli alti prezzi dei farmaci, le alte tariffe delle prestazioni sanitarie, gli esorbitanti costi delle attività amministrative, l'eccesso di morbosità nella popolazione americana, come obesità e come diabete. Eppure il sistema sanitario americano, basato sulle assicurazioni e sui loro interessi economici, lasciava oltre 30 milioni di americani senza copertura sanitaria. L'Obamacare nasce precisamente il 25 marzo 2010, giorno in cui il presidente Obama firma finalmente la riforma sanitaria. Risultato: 32 milioni di cittadini in più vengono tutelati dal sistema sanitario. Le compagnie assicurative non hanno più la facoltà di negare assicurazioni a chi ha determinate patologie. Il numero di bancarotte personali si riduce. I cittadini hanno a disposizione maggiori incentivi fiscali per acquisire polizze sanitarie. I datori di lavoro con più di 50 dipendenti devono contribuire alle spese dei loro dipendenti, relative agli acquisti delle assicurazioni. La copertura del Medicaid
unico programma sanitario pubblico assieme a Medicare, viene ampliata. Ovviamente la riforma non è stata esente da critiche, dato che molti hanno parlato di un aumento della spesa pubblica complessiva. Peraltro, l'Obamacare al momento resiste agli attacchi del presidente Trump e i tentativi di abolizione della riforma non smettono di incontrare innumerevoli difficoltà. Al contrario, in Italia, abbiamo un sistema sanitario nazionale in cui tutti i cittadini sono uguali in caso di malattia. Un sistema da preservare e difendere per l'interesse comune. In Italia il cittadino tipo viene spesso indirizzato nei dati negativi della sanità. Non percepisce la fortuna di vivere in questo sistema di assistenza, pur con tutte le limitazioni e contraddizioni. Un sistema sanitario che forse non possiamo più permetterci, generoso come il sistema pensionistico italiano che ha creato deficit importanti della sostenibilità a lungo termine. Un bilancio dello Stato aggravato peraltro a un tasso di corruzione nazionale e dell'evasione fiscale, sistema negativo che non deve ripercuotersi sulla diminuzione dell'assistenza al cittadino, con la scusa di vivere la finanza pubblica. Nel consiglio di bilancio dello Stato occorre ricordare alcuni fattori non collegati alla spesa sanitaria, vittima sacrificale prescelta da molti governi, forse perché più aggredibile sul piano dei costi. Il Corruption Perception Index del 1995 misura la percezione della corruzione del sistema pubblico di diversi paesi in tutto il mondo. L'Italia segna un miglioramento del suo indice raggiungendo quota 47 su 100, una pagella che vale il 60° posto al mondo, indice di prima posizione. Il trend positivo italiano ha origine dalla legge anticorruzione del 2012. Da allora l'Italia ha conquistato ben 12 posizioni nel ranking mondiale, portandosi dal 72° al 63° posto. In ogni caso, l'Italia a livello di sufficienza stanno ancora, tra l'Italia a livello di sufficienza, stanno ancora paesi quali Cuba, Romania, Giordania, Ungheria, Malesia e Croazia. Questo indice allontana possibili investitori stranieri nel nostro paese, considerato troppo rischioso. Una cifra compresa tra i 250 e i 270 miliardi di euro, un valore pari al 18% del PIL del nostro paese sui numeri di evasione fiscale in Italia, e si conferma come uno dei cancri della nostra economia. Sulla base dell'ultimo rapporto dell'Eurispes 2016, l'Italia avrebbe un PIL sommerso pari a 540 miliardi, a cui andrebbero aggiunti almeno ulteriori 200 che non sono stati inclusi in quanto derivati da economia criminale, per un totale di 740 miliardi, sui quali, considerando un livello di tassazione del 50%, l'evasione fiscale vale 270 miliardi. Numeri che fanno il paio con l'ultimo rapporto sull'evasione fiscale pubblicato dal Ministero dell'Economia e basato sui dati Istat, secondo il cui il dato oscilla tra i 255 e i 275 miliardi di euro. A fronte di queste cifre impressionanti, si cerca comunque di ridurre la spesa sanitaria, in primis con la diminuzione dei posti letto. Secondo l'Eurostat l'Italia possiede 3,6 letto ogni 1000 abitanti, Francia e Germania nel 2011 seguono rispettivamente una media di 6,37 e 8,22 posti letto per acuti per 1000 abitanti. L'Italia è agli ultimi posti in Europa, ma non basta, si tende a tagliare ancora. Se si scorre la letteratura recente in materia di risparmi in sanità, si incontrano articoli che trattano invariabilmente della riduzione di spese e di efficientamento del sistema. Inteso come aste centralizzate per ridurre i prezzi, indagini sulle malattie del personale per diminuire le assenze di servizio, riduzione della spesa del personale con il blocco del turnover, riduzione dei posti letto e diminuzione dei tempi di decenza dei pazienti. E nella pratica è costante la ricerca di far lavorare di più il personale, ridurre la spesa totale di contribuzioni, a volte costringendo medici e infermieri a sistematici straordinari, a volte pagati, a volte coatti, per colmare i buchi in organico. A fronte di una richiesta di salute in crescita costante per numero assoluto di prestazioni attese del risultato da parte della popolazione. Il tutto facendo leva sullo spirito di servizio di un personale generoso per natura, che ha dedicato la sua vita lavorativa, oltre alla cura dei malati, anche al sacrificio personale. La conseguenza di questa ritratta politica trasversale a destra e a sinistra è stata l'invecchiamento del personale sanitario in servizio. L'età media del medico ospedaliero è di 53 anni, con il 40% che ha più di 60 anni.
Non è possibile proseguire su una strada negativista per l'evoluzione del ricambio generazionale del personale sanitario ed insistere sulla necessità assoluta del risparmio di spesa, evidenziando come lo stato attuale della finanza e sanità sia frutto di una precisa scelta politica, dettata da lucidi indirizzi alternative di allocazione delle risorse. In termini pratici, se l'Italia avesse la stessa percentuale della Francia, la sua spesa sanitaria pubblica passerebbe come per magia dagli attuali 114 circa miliardi di euro a oltre 130 miliardi di euro in Francia e 145 miliardi di euro in Germania. Continuando su questa strada, sempre più la gente dovrà mettere mano al portafoglio, con il risultato che l'uguaglianza davanti alla malattia sarà un ricordo del passato. Accanto a quello pubblico nascerà e si svilupperà sempre più un sistema sanitario privato, in cui l'accesso sarà privilegiato e legato alle capacità economiche piuttosto che alle necessità cliniche. Compito della politica è quello di garantire a tutti pari opportunità davanti alla malattia, cure adeguate e soprattutto cure accessibili. Queste pari opportunità ha costituito nel nostro Paese un elemento di coesione sociale in nome della crisi economica. Ai medici viene sempre più spesso chiesto di erogare cure con appropriatezza. I medici sono impegnati a farsi carico di questo obiettivo, ma chiedono anche che il concetto di appropriatezza non sia applicato solo alle loro scelte, ma anche a quelle politiche. Ai nostri governanti a Roma chiediamo uno stop al continuo definanziamento della sanità. A chi governa la nostra regione chiediamo la massima attenzione e competizione alle risorse che hanno a disposizione. Finora una quota rilevante di questa è stata destinata all'edilizia sanitaria. Quella destinata al personale, che quello che eroga le cure, è stata completamente insufficiente. In carenza di personale, anche il nostro sistema sanitario regionale non riesce a far fronte alla domanda. Cultura generale specifica, senso di responsabilità e capacità gestionale in autonomia sono i cardini di questa disciplina, che è la quintessenza dell'essere medico. Ma la vita professionale di questi colleghi è stata resa poco desiderabile da un sistema penalizzante che non conosce né adeguato riposo né un guadagno proporzionato alle gravi responsabilità. Questa situazione si ripete per molte specialità difficili, come la chirurgia generale, con solo 90 prime scelte in tutta Italia, all'ultimo bando per le scuole di specialità e di innumerevoli abbandoni dopo pochi mesi di frequenza per chi è entrato. Diminuisce la disponibilità e l'accessibilità, le liste di attesa si allungano, a rendere ancora più difficile le cose il carico burocratico. Per questo, l'ordine e la professione sono sempre disponibili a collaborare con le istituzioni con impegno ed onestà, ma non rinunceranno ad esprimere le nostre idee, anche quando queste possono risultare fuori moda oppure scomode. L'articolo 40 del nostro codice penale recita: non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionare. Riteniamo nostro dovere compiere un sforzo perché sia garantita a tutti la possibilità di curarsi. La nostra è una professione che sarà sempre libera da condizionamenti e non sarà mai vincolata a colori politici o influenze che non siano quelle della scienza e dell'etica. Dobbiamo lasciare alle prossime generazioni un sistema sanitario di eccellenza ed accessibile come quello che abbiamo ereditato. E per questo che oggi ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato, ma che vivono ancora nel ricordo dei loro pazienti, e ringraziamo i colleghi che compiono 50 anni di professione. Li ringraziamo per quanto hanno fatto nella loro esistenza, concorrendo a rendere grande la sanità veneziana e insieme a loro in questa sala i nuovi medici odontoiatri che prenderanno il loro posto. Una parte di loro, che si stima a circa il 15% a livello nazionale, emigrerà all'estero in cerca di soddisfazioni professionali che il nostro sistema non riesce più a garantire. Ogni anno, una percentuale analoga entra in Italia provenendo da università straniere, di paesi dell'Unione Europea o da paesi extra-Unione. Il nostro sistema didattico sforna circa 10.000 medici e prevediamo di utilizzare solo 2/3, perché per loro il numero di posti accessibili nelle scuole di specializzazione è inferiore alla necessità. A peggiorare questo quadro, il numero di studenti italiani che iscrive alle facoltà di medicina odontoiatria di paesi europei, che non hanno il numero programmato, generano un flusso che stravolge la programmazione nazionale. Si aggiungano quelli che entrano in medicina odontoiatria in sovrannumero, non per meriti, ma per sentenze. Abbiamo denunciato più volte questo tipo di cose e continueremo a farlo. Tra questi giovani qualcuno decide di migrare altrove.
Non so se chi lo farà sarà più brillante o più intraprendente. Quello che so è che tra i motivi che lo spinge a farlo c'è la speranza di trovare fuori al nostro Paese una maggiore credibilità delle istituzioni, migliori possibilità economiche di ricerca, possibilità di carriera garantite nel merito e nelle capacità. Coloro migreranno all'estero gli investimenti che abbiamo sostenuto per prepararli e per formarli. L'Italia è un paese capace di creare eccellenti professionalità e deve garantire loro un posto di lavoro dignitoso. Chi resterà dovrà affrontare la sua parte di sofferenza, saranno bloccate le attribuzioni e evanescenti di sviluppo di carriera, bloccati i turnover, aumentati i carichi di lavoro e i rischi di conflittualità. Questo alimenterà dei conflitti sociali che sono tutt'altro che deontologici e che generano un contenzioso che non risponde a criteri di equità, ma ha sostenuto la tentativo di acquisire una nuova fonte di reddito. Questa conflittualità occorre ridurre ulteriormente le risorse disponibili dal momento che genera costi indotti, dal fatto che davanti al rischio c'era sempre chi agirà più per garantirsi che per dare cure adeguate e le compagnie assicurative che agiscono per regole economiche ritengono non più remunerativo il mercato e lo abbandonano, ma i malati, i medici restano. E di questo abbandono sono seguiti dalle stesse istituzioni sanitarie che hanno adottato una strategia autoassicurativa destinata a riversare sul medico il costo del contenzioso del rischio. Il rischio clinico, che va strettamente connesso a ogni atto medico, viene valutato nel suo aspetto assicurativo, non nelle funzioni che dovrebbe avere quell'istrumento utile a correggere procedure e comportamenti per garantire cure migliori. Ora mi rivolgo ai nostri futuri medici, non togliateli. Avete scelto questo mestiere per il desiderio innato di mettersi a servizio degli altri. Mi auguro che questa motivazione resti così anche in futuro, che possiate vedere sempre nel paziente una persona che ha bisogno delle vostre cure. La professione sta cambiando e sta tingendo di rosa. La forte presenza femminile è alla base dell'evoluzione della categoria. Il desiderio di fare il medico non deve essere una penalizzazione per tutte le altre caratteristiche tipiche di questo sesso, come la formazione della famiglia, la crescita dei figli, le relative tipiche responsabilità. E questo è un problema organizzativo istituzionale. Cari colleghi e colleghe, state per intraprendere una professione antica quanto la storia dell'uomo. Il giuramento di Ippocrate risale al IV secolo a.C. Dai nostri anteati ci separa la storia. Sono cambiate le conoscenze e gli strumenti di cura, ma non è cambiato l'oggetto del nostro lavoro, gli ideali e i principi cui improntiamo la nostra opera. Non è cambiata la norma che ci vuole abili non solo sul piano scientifico, ma anche e soprattutto su quello umano e sulla comunicazione. Ricordate di questa è la chiave per instaurare con chi si affida a noi il rapporto di fiducia, che è la base di ogni buona cura. Nel corso della vostra vita professionale abbiate come riferimento chi ci ha preceduti, come questi colleghi che festeggiano ora 50 anni di servizio. Oggi loro vi passano il testimone. Raccoglietelo e portatelo avanti con orgoglio. Dopo il giuramento vi consiglieremo l'attestato di giuramento e il codice deontologico. Leggetelo e fatene tesoro. Fate che diventi la bussola per affidarvi nelle scelte. Ricordate che il viaggio che è iniziato vi darà grandi soddisfazioni, ma vi chiederà inesorabilmente anche tanti sacrifici. Ricordate che nel fare il medico le responsabilità vengono sempre prima dei privilegi. Tra queste, quello di dover rendere conto a 3 padroni. Il primo padrone è il paziente, l'oggetto del nostro lavoro è lui, con le sue debolezze e le sue infermità. Rispettatene sempre la dignità in ogni momento e in ogni occasione. Anche quando sarete stanchi, scoraggiati e amareggiati, concedete sempre la vostra attenzione e la vostra disponibilità. In questo, prima ancora che nella scienza e nelle capacità tecniche, sta il cuore della nostra professione. Ne riceverete in cambio gratitudine, riconoscenza e stima. E alla fine della vostra giornata di lavoro questo significherà più di quanto avete realizzato economicamente. Il secondo padrone è la scienza. A lei dovrete improntare ogni vostro atto e decisione. Per servirla dovrete continuare a studiare ed essere sempre pronti a modificare convinzioni e comportamenti. Fate sempre riferimento al metodo scientifico.
Non fatevi ammaliare da suggestioni, della notorietà e di facili guadagni. La scienza vuole servitori umili, leali e perseveranti. Ricordatevi che la scomparsa di terribili malattie che mettevano milioni di vittime è una conquista che dobbiamo alle vaccinazioni. La scomparsa di malattie che è un flagello per l'intera umanità ha generato nella gente una falsa sicurezza che la porta a sopravvalutare i rischi e a sottovalutare i benefici. Diffidate di chi professa teorie che non hanno nulla di scientifico e che nonostante questo è capace di riempire le sere gli hotel, i blog, i social media. Tra queste persone anche colleghi che hanno purtroppo dimenticato proprio l'obbedienza a questo secondo padrone. Sapete che con loro l'ordine e la professione saranno inflessibili. Il terzo padrone sarà il bilancio, perché se vorremmo garantire che tutti abbiano cure, indipendentemente dalle capacità economiche, dovremo anche ricordarci di usare le risorse in modo appropriato. In questo impegno etico e deontologico dovremo essere perseveranti tanto quanto in quello scientifico. Sarà un buon medico che saprà servire al meglio questi tre padroni. Infine ricordate che non esiste la malattia, ma esiste l'uomo malato e che il nostro compito non finisce con la disponibilità terapeutica, ma continua anche quando queste saranno esaurite. Perché la nostra missione non è quella di guarire, ma è quella di curare. Il compito che sarete chiamati a svolgere sarà pieno di soddisfazioni, ma anche difficile, talora gravoso. Non dovete sentirvi mai soli. L'ordine e la professione saranno sempre al vostro fianco. Oggi, pronunciando il giuramento professionale con tale atto, entrerete a pieno titolo la nostra comunità medica. Siate orgogliosi di farne parte. Comportatevi in modo che i vostri cari, noi stessi e i colleghi anziani che sono qui presenti, si possa essere fieri di voi e dei vostri valori. Concedetemi ora di ringraziare insieme alle persone che sono presenti in sala le vostre famiglie. Se siamo qui oggi a far festa è anche grazie ai sacrifici che loro hanno sostenuto in tutti questi lunghi anni di studio. Giunto alla fine del mio discorso mi ricordo che tanti anni fa un italiano famoso, Giovan Battista Vico, ha detto: il declino di una società inizia nel momento in cui gli uomini non trovano più dentro di sé la motivazione per legare il proprio destino a quello degli altri. Dovrò ringraziare molte persone, ma comincio a ringraziare tutte quante le autorità convenute, in primis il Comune di Venezia, con l'assessore Venturino e la dottoressa Codato, che ci ha messo a disposizione questo storico teatro, il Patriarcato di Venezia, l'Eustrai 4 della Regione Veneto, la direzione del Teatro Goldoni con tutto il suo staff, tutto il Consiglio, le commissioni delle Fondazioni Asmedica e l'Ordine di Venezia, i nostri collaboratori a vario titolo, e naturalmente i presidenti Anelli, il presidente Iandolo, tutta la Federazione Nazionale, i presidenti degli ordini e le commissioni e volontariati che ci hanno raggiunto da Gorizia e da Bari e che vi presenterò dopo. Venuti da Roma e da Palermo, da Vicenza e da Trapani, da Verona, da Rovigo, da Salerno, da Padova, da Belluno, per queste veramente straordinarie occasioni. Ogni discorso termina con un applauso. Ora vi chiedo di destinare il vostro personale alla protezione civile, i nostri vigili del fuoco, alle forze di polizia e a quelli militari, al personale della Croce Rossa e a tutti i volontari che ancora oggi e come sempre operano in emergenza nelle zone terremotate, hanno operato in Liguria, in questi giorni in particolare nel Veneto, nel Friuli, nel Trentino, flagellati dal maltempo. Sono sempre loro del momento, quelli che hanno l'onore e l'onere di stare al servizio del nostro Paese, anche quando non passano più per i telegiornali delle prime pagine. Sono eroi di tutti i giorni, come chi, incredibilmente, crede ancora nell'onestà e nella solidarietà come valori ineludibili per la propria esistenza. Un profondo ringraziamento alla dottoressa Viviana Zannovoni, Presidente della sezione Donne Medico di Venezia e componente della Commissione Pari Opportunità del nostro ordine, che fino all'ultimo voleva essere qui, reduce da importanti cure. Siamo tutti con te, Viviana, sei un esempio per tutti noi. Grazie anche alla dottoressa Cristina Mazzarollo, consigliere dell'ordine, che voleva accompagnarla qui oggi tra mille difficoltà e che una volta di più si è distinta per una sensibilità d'animo assolutamente superiore. Quando penso a chi sono i medici, penso a persone così. Grazie alla vostra attenzione e tanta salute a tutti voi.